Sono stati anche grazie all'intelligenza della Guardia di Finanza, che ha immediatamente effettuato dei controlli subacquei nel punto dove era stato intercettato il peschereccio. Sono stati anche trovati 2 Kalashnikov con immunizionamento in cellophane lanciati dal Fatima al momento dell'intervento della Guardia di Finanza. Ma la cosa che credo ancora più significativa è che questo un grosso sequestro, sono 900 kg di marijuana, si ricollega ad un'attività in cui abbiamo fatto il punto: in meno di 2 anni sono 6 tonnellate di marijuana che sono state recuperate dalla sola Guardia di Finanza. Quindi potete immaginare che traffico di questo tipo di stupefacenti che ha come centro Catania, e effettivamente questo conferma quello che abbiamo già rilevato in altre occasioni, che mentre la Calabria è il centro di smistamento della cocaina, Catania sta diventando il centro di smistamento della marijuana e che viene poi venduta anche in altre regioni. Quindi abbiamo una conferma dell'importanza del traffico di stupefacenti e anche della nostra capacità di intervenire continuativamente per bloccarlo. La tratta Albania-Sicilia è un tratto importante in questo punto. Già anche la Polizia di Stato, come ricorderete, ha fatto delle operazioni analoghe. Infatti complessivamente siamo ben oltre le 10 tonnellate negli ultimi 2 anni, commettendo insieme ciò che ha fatto la Guardia di Finanza, ciò che ha fatto la Polizia di Stato, e la maggior parte proviene dall'Albania. Quindi collegamento diretto con l'Albania. In altre circostanze sono stati individuati anche collegamenti con le organizzazioni criminali tradizionali. In questo lavoreremo per capire se vi sono collegamenti anche con gruppi di criminalità organizzata, come è ovvio vista l'entità della sostanza e i Kalashnikov. È preoccupante l'arrivo dei Kalashnikov, in quanto, come sapete, in questo momento c'è una forte fibrillazione nell'area intorno all'Etna, diciamo, sia nella parte del versante orientale che del versante occidentale. Ricorderete, interrotto degli omicidi che erano stati degli attentati in corso, e anche in quella circostanza furono sequestrati dei Kalashnikov.